Giovedì 27 giugno 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano ci porta in questo caso in Marmolada. Questo è il titolo principale messo in risalto: seggiovia causa a Trento dopo la vittoria della società al termine di anni di guerra legale, adesso ricorso al TAR per chiedere i danni. Rivalsa anche su Canazzei. Marmolada SRL, il progetto Sasdemul, la provincia autonoma paghi 8 milioni di risarcimento. La società Marmolada SRL, che gestisce l'ardita funivia da Malgacciapelle a Punta Rocca, chiede, con un ricorso al TAR, un risarcimento danni di 8 milioni e mezzo di euro al comune di Canazzei e alla provincia autonoma di Trento, perché nel 2017 hanno negato l'autorizzazione per sostituire la vecchia seggiovia Sasdemul. Ma il Consiglio di Stato nel 2023 ha sancito che provincia autonoma e comune non potevano negare l'autorizzazione e quindi ora Marmolada SRL chiede i danni per il tempo perso. L'approfondimento di Dalmas a pagina 27. Sanità, medici a gettone assunti senza gara d'appalto, Coop nei guai, segnalati alla Corte dei Conti dalla Finanza, un bellunese e una Coop locale. Fornivano medici alle strutture senza gara. L'approfondimento di Forzin a pagina 18. Si parla di un danno erariale pari a 3 milioni di euro. Festa della Guardia di Finanza, i 250 anni, i festeggiamenti avvenuti nella giornata di ieri anche nel capoluogo bellunese. L'approfondimento lo troveremo a pagina 19. Solidarietà in Cadore, donne vittime di violenze, ecco la terza casa rifugio. Terza casa rifugio per Belluno Donna, sarà attivata a breve nell'area del Cadore, è stata donata da un privato. L'approfondimento di Dallanese a pagina 17. E la foto di copertina è dedicata al clima che cambia anche in provincia di Belluno con le sue conseguenze. Una di queste è il mancato arrivo al momento delle rondini. Fa troppo freddo, Belluno ancora senza le rondini. E a proposito del cambiamento climatico, l'anomalia, il meteo pazzo cancella l'estate e il turismo non decolla. Tempeste, trombe d'aria e allagamenti, il maltempo cancella l'estate e il turismo veneto non decolla. L'approfondimento di Berlinghieri da pagina 2 a pagina 3. L'intervista a Mercalli, altri 10 giorni di instabilità, poi l'anticiclone. L'instabilità durerà almeno fino a tutta la prima settimana di luglio, è l'analisi del meteorologo e climatologo Luca Mercalli. La novità è nato Cadore Dolomiti Music Festival. All'approfondimento di Ferigo lo troveremo a pagina 32. E per quanto riguarda invece l'economia bellunese, vendita Marcolin, Safilo non è interessata, restano in corso Marchon e Fontainvest, notizia che interessa prettamente il mondo dell'occhialeria. Queste dunque le notizie che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi dedicate al territorio bellunese. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda il delitto di Fener, processo a un bivio a 14 mesi dall'omicidio di Antonio Costa. La difesa pronta a mettere in dubbio le indagini, seguita una sola pista. Nell'udienza di ieri è emersa la novità delle intercettazioni in carcere, ma la pubblica accusa non ne sapeva nulla. C'è ancora il mistero su quanto avvenuto intorno alle 23:30 del 6 maggio 2023 in aula. La tensione si percepisce. Alla Corte d'Assise riunita ieri in tribunale a Belluno sono stati ascoltati i primi testimoni con alcune novità emerse dalle autorità giudiziarie intervenute quella sera. Il blackout delle 23:28 che mandò in tilt le registrazioni della videosorveglianza per 7 minuti rende la ricostruzione della procura più incerta agli occhi della difesa, la quale sembra voler dimostrare che esistano altre piste oltre a quella che vede come colpevole Pedro Livert Dominguez e Junior Sedano Sanchez. L'approfondimento di Vecellio a pagina 9. E la foto di copertina è identica a quella trovata anche nell'edizione del Corriere delle Alpi. L'allarme lanciato durante il sopralluogo, rondini, spuntano i vandali, danneggiati i nidi in centro. Notizie in questo caso comunque differente. Posizionati da provincia, comune e parco, i tappetini e ombrelli per il decoro vicino ai nidi di rondine, è emerso che più di un nido oggetto di vandalismo è distrutto. L'appello dell'assessore De Kunovic: se vedete segnalate.
Belluno, dalla tenda al container, la soluzione per i migranti, l'approfondimento di Giovanni Santina, pagina 5. Feltre, Bond, città capofila di iniziative culturali, l'approfondimento di Scarton a pagina 8. E ancora 2 anni senza Del Vecchio, in Luxottica si prega. Sono trascorsi 2 anni dalla scomparsa di Leonardo Del Vecchio, re dell'occhialeria non solo bellunese ma mondiale. Il fondatore e il presidente di Luxottica, oggi Essilor Luxottica, mancò oggi il 27 giugno di un anno fa a 87 anni, di 2 anni fa a 87 anni. Oggi alle 11.30 il personale di tutti gli stabilimenti dedicheranno un minuto di silenzio all'imprenditore, mentre al quartier generale di Agordo verrà inaugurato un monumento in suo ricordo. Alla sera le comunità dove è presente uno stabilimento celebreranno la sua memoria. Hanno organizzato delle messe in suo onore tutte alle 18.30. Non mancherà anche una dedica sui social, l'approfondimento di Gabrieli a pagina 2. Quasi decuplicati gli evasori totali in provincia, notizia che interessa la Guardia di Finanza, che ieri era in festa per i 250 anni dalla sua fondazione, per i premi e il bilancio del 2023. L'approfondimento di Federica Fanta lo troveremo a pagina 3. Sport, il matrimonio o l'agonismo, Federica Scopel decide di lasciare la pallavolo. Spettacoli, Scoppio porta al teatro Buzzati le superstar dei social, e ancora a Cadore, festival musicali si alleano per far scoprire le Dolomiti. L'approfondimento di Federica Fanta a pagina 11. E addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno. Pagina 2 è un omaggio e un ricordo al patron di Luxottica. Ovviamente parliamo di Leonardo Del Vecchio, 2 anni senza Del Vecchio, silenzio e preghiere per ricordare il cavalier Leonardo. Negli stabilimenti Essilor Luxottica previsti momenti di commemorazione, evento a sorpresa a Valcozzana, l'inaugurazione di un monumento. Chi era Leonardo Del Vecchio, nato a Milano nel 1935 da una coppia di emigranti pugliesi, è il perfetto rappresentante dell'uomo che si è fatto da sé partendo dal nulla. Solo grazie alle sue capacità e al suo intuito è riuscito a creare nel 1961 quell'azienda di semilavorati e minuterie per occhiali che dal 1995 è considerata universalmente la maggiore produttrice e distributrice sul mercato ottico mondiale. In termini finanziari, per capirsi, con la capitalizzazione di borsa che nello scorso febbraio ha raggiunto i 90 miliardi, Essilor Luxottica è una tra le prime 10 società del CAC 40, cioè le principali società quotate alla borsa di Parigi. Un'eredità, quella lasciata 2 anni fa nelle mani dell'attuale presidente Francesco Milleri. Un'epopea vissuta fianco a fianco con un uomo innanzitutto gentile. Andrea Gallina, in pensione dal 2018, è in ritardo al colloquio per la mia assunzione, si scusò con me. La testimonianza vi aspetta a pagina 2 del Gazzettino di Belluno. Siamo a pagina 3, Guardia di Finanza, la festa, non dichiaravano nulla, stanati 166 evasori totali, tax force sommerso. Le fiamme gialle hanno intensificato la lotta agli sconosciuti al fisco con risultati clamorosi. Nel 2023 ne erano stati smascherati 18, quest'anno in media 1 ogni 2 giorni. I dati illustrati ieri nell'evento in piazza ha denunciato anche un bellunese dipendente USL per danno erariale. Il colonnello Dario Guarino, io, figlio di finanziere, mio padre, un faro guida nella mia vita. La testimonianza a firma di Federica Fanta vi aspetta a pagina 3. Continuiamo con pagina 5, i migranti, via la tenda ora i container, i moduli abitativi saranno posizionati vicino alla casa di riposo. Al comune è stato richiesto il supporto tecnico per gli allacci, sarà una sistemazione temporanea gestita dalla Croce Rossa per il tempo dello screening sanitario e per trovare l'alloggio. Pista da bob mantenuta con i fondi di confine, scoppia il caso a Report, il programma d'inchiesta interroga Padrine e Zaia e il presidente Bond alle telecamere non si possono usare. Il report in 3 mesi 7.200 assunzioni, ma il futuro è a tinta fosca. L'analisi firmata da Veneto Lavoro evidenzia un rallentamento generalizzato nella domanda. Approfondimento del Gazzettino sempre a firma di Federica Fant in merito al futuro, in questo caso lavorativo, nel territorio della provincia di Belluno. E adesso la notizia che ha aperto come foto di copertina: Rondini, segnalati i vandali dei nidi, l'appello ai cittadini lanciato ieri dall'assessore De Kunovic dopo la scoperta di rifugi degli uccelli distrutti sotto i portici. Il sopralluogo è scattato nell'iniziativa di provincia e comune di posizionamento di nuovi tappetini e ombrelli per il decoro. 20 anni di Dolomiti UNESCO, valore aggiunto, la soddisfazione del governatore Zaia e del presidente Padrin per il traguardo, ora combattiamo lo spopolamento. Continuiamo con Feltre, il genio di Rizzardo in un libro, città capofila di tour culturali. Ieri anticipazioni sul catalogo dell'artista che sarà svelato oggi in Sala degli Stemmi. L'appello del presidente Dario Bond affinché Feltre faccia rete sul territorio.
E ancora Pedavena, notizia di spalle, un onore tornare in municipio, chiedo permesso, in aula l'emozione del sindaco Castellazzo al suo nuovo mandato. La notizia che ha aperto questa edizione del Gazzettino di Belluno, fatto di cronaca, il delitto di Fener, una sola ricostruzione dell'omicidio, la difesa per noi è quella sbagliata. Il collegio difensivo chiarisce sulle procedure, le investigazioni sviluppate in modo unilaterale, l'accusato è rimasto a disposizione delle autorità per diverse ore senza la presenza di un avvocato. E vediamo in questo caso alcuni scatti del processo che è avviato, che è presente nel tribunale di Belluno. Pedro Liver Dominguez Sanchez, 47enne di Alano, a destra una fase dell'udienza di ieri, a sinistra si riconosce Junior Sedano Sanchez di Pedavena, presiedeva la corte Antonella Coniglio. L'intercettazione esclusa dagli atti, il blackout e il coltello, tutti gli approfondimenti in merito a questo fatto di cronaca giudiziaria vi aspettano a pagina 9. Noi continuiamo invece con pagina 10, Ponte nelle Alpi, levorato, interrogazione all'esordio. Al Consiglio di insediamento la minoranza non perde tempo e presenta subito la questione dell'interramento dei cavi Terna. Domenic è tornato sull'ordine del giorno in cui non era inserita la presentazione del programma della maggioranza. Sedico, Castigliere di Noale, ripartono le visite, il comune vuole rilanciare il sito. E continuiamo con il Cadore, note lassù per scoprire il territorio, Dolomiti Blue and Soul, più note e organi storici alleati per proporre un unico calendario musicale in quota. Un'ottantina di artisti, circa 60 appuntamenti tra rifugi, chiese, siti industriali dismessi dal 13 luglio al 7 di settembre. E sempre dal Cadore, più poteri all'arcidiacono, la Magnifica intervenga, l'ex sindaca Ciotti perplessa. Vodo, bar dell'ex stazione, bando deserto, resterà chiuso. E ancora dal Cadore, siamo in questo caso a Cortina, cantieri ovunque, traffico nel caos e pochi parcheggi, abbiate pazienza. Prefetto e sindaco invitano turisti e residenti a sopportare i disagi legati ai lavori in corso, è una sfida per migliorare. E sempre da Cortina, a Passaporto alle Poste, inaugurato il servizio in via Olimpia. Queste quindi le principali notizie che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso invece all'edizione del Corriere delle Alpi. Andiamo direttamente alle pagine dedicate al territorio bellunese. La prima la troviamo a pagina 17, sociale, terza casa di rifugio per Belluno Donna sarà attivata a breve nell'area del Cadore. L'appartamento è stato donato al comune da un privato, Anna Cubattolli. Serve un punto di appoggio nelle terre alte. Autismo, pet therapy con i cani, 7 ragazzi coinvolti e ancora disabili a scuola d'indipendenza grazie a SOS Piccoli Acquisti. Il progetto è realizzato dai ragazzi nella sede dell'US numero 1 Dolomiti. Si tratta di laboratori esperienziali che mirano all'inclusione sociale. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla festa della Guardia di Finanza, medici a gettone assunti e senza gara d'appalto, danno erariale di 3 milioni di euro segnalati alla Corte dei Conti umbellonese e almeno una cooperativa locale. Fra il 2023 e quest'anno scovati 166 evasori totali, soprattutto colf e badanti. 3 le denunce per corruzione, fra questi c'è anche un pubblico ufficiale. E ancora ieri le cerimonie in Piazza dei Martiri, Guarino, un onore avervi guidati. Questa è la dichiarazione del comandante della Guardia di Finanza di Belluno. Continuiamo con pagina 20, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla situazione delle rondini, freddo e troppa pioggia frenano le rondini, solo 12 nidi occupati e alcuni sono stati rotti. Ieri sono stati sostituiti ombrelli e tappetini per raccogliere il guano nell'ambito del progetto che vede in prima fila provincia e comune. Trasporto pubblico, Dolomiti Bus trovato l'accordo sul premio di risultato, si parte da una base di 400 euro che possono arrivare fino a 1.600 euro se si rispettano alcuni parametri, indennità per le linee Tracime e Mare. Dolomiti, da 15 anni patrimonio UNESCO, Zaia, presidente della Regione Veneto, le comunità che vivono qui difendono la tradizione, Padrin, presidente della provincia, tutto il mondo apprezza questo nostro tesoro. E continuiamo con pagina 22, Feltre, salvare il campeggio studentesco, messaggio forte dal Consiglio Unito, non passa all'ordine del giorno sui PFAS della minoranza, la maggioranza vota un proprio documento. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'omicidio di Fener, processo nel vivo, la difesa seguita solo una pista, sul banco dei testimoni gli investigatori, i legali di Dominguez, per noi le prove non sono decisive.
Feltre l'avviso, chiosco e ristorazione per sport in piazza, tutte le informazioni sul sito del comune di Feltre. E rimaniamo nel Feltrino con Santa Giustina, consiglio comunale insediato, Minella rilancia piazza Maggiore da riqualificare, ascoltando il paese. Vigne dai banchi dell'opposizione segnala preoccupato Miano senza rappresentante, enorme carico sul sindaco. E anche Pedavena, lo abbiamo sentito anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, un mandato amministrativo nel segno della partecipazione. Passiamo a pagina 25, anche in questo caso il giuramento del sindaco di Borgo Valbelluna a Cesa sarà un percorso molto importante, quello fino al 2029. Borgo Valbelluna insediata la squadra del sindaco rieletto, botta e risposta con Dalmagro sulla campagna elettorale. Sedico, Campo di Libano alla Dolomiti, dopo un anno l'atto è firmato e ancora a Borgo Valbelluna incontro al San Boldo dedicato a Busana, parliamo di Isidoro Busana. Continuiamo con i volontari di sangue. Tambre, la sezione ABVS Tambre Espert celebra 70 anni di donazione e ancora Longarone, corsa per ricordare Zangrando e Stragà. Siamo a pagina 27, la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, via libera negato alla seggiovia Sas de Mul, la Marmolada chiede 8 milioni di danni. La società cita al TAR la provincia di Trento e il comune di Canazzei per il no del 2017, poi sbloccato dal Consiglio di Stato. Ecco le dichiarazioni. Rocca Pietro, il neosindaco d'Avare, deciso ad approfondire la complessa questione. Canazzei, Bernard senza parole, abbiamo già iniziato l'iter del nuovo impianto. Siamo a Cortina con pagina 28, passaporti e spazi di lavoro condivisi, l'ufficio postale è entrato nel futuro. Lampezzano Stefano Girardi è stato il primo a presentare la richiesta del documento alle poste di via Olimpia. Pieve di Cadore, arcidiaconato del Cadore, riprende fiato la protesta, rimaste senza seguito le 500 firme in difesa dell'istituzione ecclesiale locale. In Magnifica approvata una delibera, ora l'ente lavora per una mediazione. Auronzo, imposta di soggiorno, riscossione modificata. Calalzo, campo da calcio in sintetico, cantiere pronto a partire. Ed eccoci arrivati alla rubrica Cultura e Società. Fotografia, sguardo a nord-est. Francesco Finotto vince il premio Hemingway con il suo fotolibro Il racconto per immagini del paesaggio industriale, ritratto di notte. Dalla rubrica Giorno e Notte, Cadore Dolomiti Music Festival, 3 storiche rassegne si fondono. Organi storici in Cadore, Dolomiti Blues and Soul Festival e le Dolomiti più note danno vita a una programmazione unica con più di 60 concerti e 80 artisti. Fino a domenica, da oggi Belluno Buskers Festival, spettacoli e cibo da tutto il mondo. Chiesa dal Pago, da sabato Rock in Cava, 3 gruppi sul palco. E passiamo allo sport con pagina 33, la statistica, il calcio bellunese in salute, Zanin, mai stati numeri così. Prima categoria, lo Schiara perde 7 giocatori, il DS Biz cerca un portiere, 2 difensori e 2 esterni. Pallavolo Serie 3, da Re, poche iscritte, stiamo studiando formule diverse. Ultra Trail, agonismo e spettacolo in 600 alla 10 km è iniziato il weekend della Lavaredo. Roller inline, europei in Svizzera, quarta la Dalfarra, buone prestazioni di Dinca e Cerri. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo sereno o poco nuvoloso, con maggiori nuvolamenti di tipo cumuliforme nelle ore pomeridiane in montagna. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.